La Pallavolo Aragona al lavoro per preparare nel migliore dei modi la nuova e avvincente stagione sportiva nel campionato nazionale di Serie B1 Girone E. La squadra, agli ordini del tecnico Massimo Daggioni e del suo staff, alterna sedute in sala pesi presso la palestra Club di Aragona e allenamento con la palla al Palasport Nicosia di Agrigento, rigorosamente a porte chiuse nel rispetto del protocollo Covid. Nel frattempo la Pallavolo Aragona ha assegnato i numeri di maglia che contraddistingueranno le atlete biancazzurre, confermate il numero 3 per Martina Baruffi, il 7 per Elisa Manzano, il 14 per Serena Moneta, il 16 per Jacqueline Donascimento, il 18 per Federico Vittorio, mentre l'altro libero, Fabiola Ruffa, ha optato per il numero 4. Ecco invece cosa hanno scelto le nuove arrivate, a cominciare dall'ex nazionale italiana Valeria Caracuta, che avrà sulla schiena il numero 1, Sarà Stival giocherà con la maglia numero 13, Francesca Borrelli con il numero 10, Elena Cappelli indosserà il numero 15, Giorgia Silotto sarà la numero 2, Barbara Murri il numero 12. Per quanto riguarda invece i gradi, il ruolo di capitano è stato affidato a Serena Moneta, mentre Valeria Caracuta sarà la vice capitano. L'elenco completo delle giocatrici con il rispettivo numero di maglia: 1 la Caracuta vice capitano, 2 la Silotto scacciatrice, 3 la Baruffi palleggiatrice, 4 la Ruffa come libero, 7 la Manzano centrale, 10 Borrelli centrale, 12 Murri centrale, 13 Stivallo opposto, 14 Moneta capitano, Elena Cappelli schiacciatrice, Giacqueline Nascimento schiacciatrice, 18 Federica Vittorio libero. Anche quest'anno l'assistenza fisioterapica sarà affidata a 2 professionisti dello studio Capraro di Favara, i fratelli Agostino e Pasquale. Intanto la squadra si è riunita per una cena di inizio stagione presieduta dal presidente Nino Di Giacomo, dove ha presentato gli sponsor, la squadra intera in vista dell'intero campionato e tutto lo staff. Vorrei invitare qua il capitano, Serena Moneta. Prego. Vabbè, niente, sono contenta di essere tornata ad Aragona, era la mia prima scelta già dall'inizio, perché l'anno scorso io mi ero ripromessa di portare a termine una cosa a cui tutti ci tenevano e purtroppo questo lockdown non ce l'ha permesso, e quindi sono tornata con la convinzione di portarlo a termine quest'anno, e secondo me abbiamo un'ottima squadra per poterlo fare. Penso che tutte siamo consapevoli che anche quest'anno ci state dando una grande opportunità e penso che la sfrutteremo nel migliore dei modi, iniziandoci ad allenare in modo migliore, e alla fine è quello che porta ai risultati. E niente, ringrazio gli sponsor per comunque continuare a sostenerci, e niente, venite a vedere le partite quando si potrà.